Quando si varca la porta del piccolo bunker della radioterapia sembra di immergersi con leggerezza nel fondale marino. Pesci colorati, conchiglie e coralli fanno dimenticare al paziente il peso della terapia che deve affrontare. Il regalo di Natale della Fondazione Castorina Ceolina ha cambiato il volto del bunker della radioterapia dello IOV grazie all'opera del progetto Ospedale Dipinti. Siamo molto contenti perché credo che questa idea, che questa realizzazione di fatto sintetizzi la tecnologia, la professionalità, il compito di un istituto come il nostro, ma anche l'attenzione al paziente, alla umanizzazione degli ambienti, che vuol dire anche dare un po' di relax dove possibile, perché teniamo presente che le prestazioni sono di altissima tecnologia e di grande tensione soprattutto per i bambini, ma lo scopo è quello di farli uscire un po' dalla realtà in quel momento, no, molto dolorosa, per far vedere che c'è comunque un mondo bello che si muove e quindi è una fiaba. Alla tecnologia dell'acceleratore, che tratta soprattutto i pazienti oncologici pediatri, circa 100 ogni anno quelli che entrano qui a Padova, si unisce la bellezza di un paesaggio marino che sembra far vivere una favola. Sì, il trattamento è assolutamente indolore e i bambini sono spaventati da un ambiente che non conoscono, da una macchina grande che si muove nel corso dell'intervento, contrariamente a tante macchine per diagnostica, e che ha anche dei rumori durante l'erogazione della dose che per un bambino possono essere inquietanti, non avendo le idee chiare sul motivo per cui vengono prodotti. Tra coralli e cavallucci spiccano anche i due delfini. Sì, ho voluto rappresentare i due delfini proprio sopra il lettino, in modo che quando il bambino, soprattutto il bambino, si corica, possa guardarli, possa salutarli, possa comunicare con loro, come se fossero lì ad incoraggiarlo, ad aiutarlo a stare fermo. Il regalo di Natale arriva dalla Fondazione Castorina Ceolin, che già lo scorso marzo con questo progetto aveva trasformato l'ambulatorio per pazienti pediatrici e la sala giochi della radioterapia in un bosco incantato. Che il nostro impegno sarà sempre quello di aiutare in particolare i bambini, se possibile, e anche gli adulti, nell'avere un servizio sempre migliore.